La novità dell'ultima ora è che la senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi sul caso dei richiedenti asilo sgomberati dai parcheggi cittadini. I giovani erano finiti, alcuni ad Oderzo, dove avevano trovato condizioni igieniche disastrose, altri avevano dormito sotto i portici, in città, e infine erano entrati in hotel, ma solo per una settimana, grazie al gesto di un benefattore. Proprio per questi il tempo sta scadendo. Mercoledì mattina, infatti, gli 8 che hanno beneficiato di un letto e di una doccia in una stanza d'albergo, se non ci saranno novità, torneranno a fare sit-in davanti alla prefettura. Chiedono un lavoro e una casa, una vita dignitosa, mentre Mirella Tuzzato, che in questi giorni si è fatta da tramite, lamenta di non essere stata aiutata da nessuno. Una telefonata di qualcuno, anche di un'associazione, che mi avesse detto: Mirella, posso aiutarti in qualche maniera, visto che questi ragazzi erano a Monastiere, alcuni lavorano anche, andavo a prenderli alla sera, alle 11, li portavo per vedere se aveva bisogno di qualcosa. Fuffa! Tutto silenzio, grandi parole, stati generali, convegni, tavoli. Speriamo questa sera o che domani sera si partorisca qualcosa. La stessa Tuzzato racconta che ha trovato lavoro ad almeno 6 di questi ragazzi, ma la situazione di marginalità ora è destinata ad esplodere nuovamente se qualcosa non cambierà. Sotto traccia c'è del movimento, che implica però una regia più alta. La città intanto si è mossa in un gesto di solidarietà molto più ampio, anche artigiani, industriali, enti di categoria si sono mossi, i sindacati, e quindi in realtà adesso spetta al sindaco fare un po' da regia pubblica per cercare di trovare una soluzione. I problemi sul tavolo sono due: tenere pulito il parcheggio e trovare una casa a chi non ce l'ha. Il primo problema il sindaco l'ha risolto, rimane sul tavolo quello più grande e più importante di dare una casa a ciascuno, perché non è ammissibile che a Treviso si debba dormire per strada. Si tratta ora di dare una risposta definitiva, senza dover sempre ricorrere al benefattore di turno. Non si può neanche pretendere che allunghi questo gesto di solidarietà, è stato chiaramente un moto di humana pietas e quindi ci sta, ma non si può andare di soluzioni temporanee in soluzioni temporanee, non si può vivere di solidarietà e beneficenza, bisogna trovare una soluzione strutturale che sia per sempre. Nell'interrogazione Sbrollini chiede proprio al ministro quali soluzioni intenda adottare per ampliare l'offerta di accoglienza temporanea e di avviare un monitoraggio nazionale sui casi dei senza dimora regolarmente presenti nel territorio nazionale.